Incendio al mercato ortofrutticolo di Bassano con le fiamme che in piena notte hanno distrutto alcuni box all'interno della struttura. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal vicino distaccamento ma anche da Tiene e Vicenza per spegnere un rogo spaventoso, come conferma il direttore del mercato ortofrutticolo Giacinto Tramonte. È uno scenario tremendo che si è trovato davanti. Sì, devo anche dire che sono intervenuti subito i vigili del fuoco con 3-4 autobotti, erano già presenti i carabinieri. Per fortuna è successo di notte e non c'è nessuna persona coinvolta. Certo è che non soltanto il mercato, ma anche l'intera area abitata è andata in blackout. È andata in blackout perché diciamo, il fuoco ha rovinato dei cavi principali delle condutture elettriche che il mercato diciamo, ne ha bisogno per i frigoriferi e ha fatto saltare la centralina di tutta la zona. Adesso la situazione? Ma la situazione è tutta a posto, è stata ripristinata ancora la mattinata di ieri. L'Enel è intervenuta, ha sostituito i cavi rotti e quindi non ci sono problemi. L'incendio pare sia stato causato dal surriscaldamento dell'impianto elettrico. L'azienda, che occupava i due box andati a fuoco, è stata temporaneamente spostata in altri due siti adiacenti, palpabile lo sconforto del titolare. Abbiamo gli uffici completamente distrutti, si è completamente bruciato il sistema informatico, parlo di server, di PLC, di gruppo di continuità da cui sembra che sia stato generato l'incendio. Tempi adesso per ripristinare tutto? Dalle valutazioni fatte ieri sia dai periti di parte e da altre figure che ho interpellato si parla di 30-40 giorni minimo, fatto salvo che la bonifica verrà fatta se ci danno l'autorizzazione da parte dell'autorità di intervenire nel giro di 48 ore. La bonifica di per sé stesso potrà essere fatta dalle aziende autorizzate in questo ambito. E intanto il mercato ortofrutticolo resta aperto nonostante i danni anche ai privati, con l'area interessata totalmente transennata.